Molto di più, rappresentato dall'ospite che stiamo per interpellare. Finalmente abbiamo un'autorità. Abbiamo parlato di vigilanza municipale e noi, signori, non a caso abbiamo qui come ospite un commissario, signori. Allora voi dovete stare fermi. Ma la sto presentando. Voi c'è successo qualcosa. Io non sono un ospite, sono qua con un mandato. Lei è Hai qui? capito? Lei è qui con un mandato? Io sono Stefano. Lei Stefano di cognome? Pisapia. Stefano Stefano Pisapia. Ora lei viene qui come Guarda commissario. cosa ho qua sotto. Lei si sta indicando il petto, ha una... Sotto la camicia. Sì? Lei Ecco, ha una stella da una sceriffo? stella di latta. Di latta, Sì. peraltro. Con quindi- scritto leggi sheriff. in inglese. in inglese. Autorità. Lei per fare il commissario mette la stella da sceriffo? Assolutamente sono qua con una carica importante, Sì? perché lo sceriffo è la carica più importante delle forze dell'ordine. Ma non è vera sta roba, su cosa basa questi... Allora, Vabbè, se tu non hai studiato, devi andare a scuola, ti spiego velocemente. ci spieghi lei allora. L'ordine piramidale del potere dell'autorità. Oh, questa è un'esclusiva Allora, sensazionale, vada. La base di tutto è la, Cioè la base, quelli più bassi come importanza. è la municipale, che hanno fermato anche i nostri amici qua. La base Quindi Galoppini. Quindi diciamo. potevate continuare il concerto, al massimo vi suonavano non il campanellino succedeva- e vi esatto. disturbavano, non è che... Poi c'è salendo di un centimetro. Sì. Un centimetro? La piramide, carabiniere. Carabiniere, poi Poi chi si c'è? sale guardia di finanza. Ascolta, prendi appunti che io dopo sto mi prendendo chiedi. appunti, caro mio Pisapia. Poi c'è vigilanza notturna. Non può Importante. essere più importante di carabinieri. Hanno gli adesivi per quello. Sì. Senza contare salendo, siamo più o meno a metà strada, il potere. Sì, no, non ci faccia aspettare tanto, vada avanti. Guardia svizzera. A Udine, in Friuli. Allora, quella scusa a Roma quella. Perché sono Vabbè, pittoreschi. passiamo subito nel triangolo delle Bermuda. Sì, il più importante. Che non- FBI. In Italia l'FBI, ovviamente. Sì, E poi? Forza Biblica Italiana. Non è, Vado cosa avanti. vuol Poi dire? abbiamo Aggettivi a caso. NASA. Ma cosa? Ma non è la forza di polizia. E poi sopra la NASA c'è naturalmente sceriffo. E lei è l'unico al mondo. Poi. Lei? Beh, giustamente io c'ho la stella, la NASA guarda le stelle, quindi ci siamo, tutto torna. Lei basa questa logica su un gioco di parole. Allora, No, ci qua dica- è successo un patatrack. Ah, sì. dicevamo. Allora, io ho dicevamo. visto la diretta webcam Sì, grazie. e ho notato un delitto. Addirittura. Hanno rubato qui da Sì. voi non mi accorgete di niente. no. Aprite le Cosa hanno palpebre, rubato? apri le palpebre. Hanno rubato un carico di lingotti d'oro. Qui Scusi, in radio. Già, ma per la somma di quanto, scusi, se la 12 euro. Lingotti da 1 millimetro, quindi. Ah. Ma scusi, quando è successa sta cosa? Quanti minuti fa? Che- 12 minuti fa. Sempre 12, tutto 12 per lei. Ma secondo me 12 comunque è il numero perfetto. Non è che può basare Vabbè, sta roba su... Allora, Allora, qui- cosa? Ok. Allora, facciamo così. Innanzitutto, io la ringrazio, essere venuto qua, ma io sono venuto, ho visto tutto. ho i miei dubbi perché normalmente qua non avvengono mai Nulla. infrazioni di questo No. tipo, delitti. Noi non- Soprattutto la radio non ha lingotti, ma comunque se lei ha visto questo... Allora, non mi prendete in giro? Vi sembra uno con la faccia che viene preso in giro? Sì! No, sì. per No, niente. no, allora Guarda, io ti dico già solo vedendo le muse dei vostri ospiti qui presenti, Le facce dei nostri- le facce da cascalci, guarda ragazzate che hanno fatto questi nella loro Ma vita. cosa, sono musicisti, Si capisce che faranno delle future infrazioni come quella di Ma scusi, stamane. ma non è vero, non farebbero mai nulla di male questi ragazzi, sono Allora, musicisti. io sono Stefano. Pisapia. Ah no. Ma no, mi, cosa? guarda, No, la sceneggiata guarda, napoletana adesso deve fare. Prova- no, adesso, è guarda. Marisa Laurito, lei adesso, improvvisamente. guarda, facciamo una cosa, prova adesso a chiederglielo, io vi dico già in anticipo la condanna che ce l'ho già pronta per ognuno di loro. Cioè, Hai lei sa, capito? lei sa già che loro faranno dei reati e in più sa già la condanna che pagheranno? Sì, perché c'ho un metodo infallibile. Ci dica sto metodo che io sono molto Allora. sospetto adesso La di lei. pena Sì. di tutti i reati mondiali, dalla ragazziata all'omicidio di massa, Sì. si calcola attraverso un mio metodo instaurato fin da quando ero piccolo, Quale? che è il metodo dire, fare, baciare, lettera o Ma testamento. scusi, ma lei... Cioè lei porge la mano e tutti quanti
facciamo questa cosa con i nostri ospiti. Che ne dice? Facciamo con i nostri ospiti. Allora, porga la mano. Fare, baciare, lettera o testamento. Scusate un'attenzione. Solo che... No, le manca il mignolo a Le lei. manca- le manca il il mignolo mignolo. mozzato. No, perché durante una sparatoria col Kalashnikov avevo finito i colpi, no? Ho usato il mignolo come proiettile. No. Allora farà solo fino a lettera. Allora. Il testamento non c'è. Vabbè, Allora, facciamo. Vediamo, guarda, io vedo già la faccia di qualcuno. Prendi un dito. sì, a Mattia. Ah, l'indice, l'indice. Il secondo L'indice. dito. Mattia ha la faccia da indice, infatti. Come E fa ha a scelto già, tu sai già la tua condanna, che te la dico già se vuoi saperlo per la prossima ragazzata Cosa che si fai. prepara? Dire! No, indice è fare. Indice. Cioè, dire e fare. Non conti dalla... Giusto, è Fare, lei non sa neanche... Vabbè, Allora, vada Non avanti. conti a caso. Fare. Tu fare. dovrai, come punizione che Sì. ti verrà data dal pubblico ministero, costruirti una matriosca. Una matriosca deve Sì. costruire. Sì. E l'ultimo tassello della matriosca sarai tu, però. No! Tipo un sarcofago ti devi costruire. E vivere lì dentro, in carcere dentro la matriosca. Quindi Mattia subirà questa. Questo dovrà fare lui per la prossima. Però vediamo. Beh, Guarda, riproviamo. la ragazza. Ecco, la ragazza, Nicoletta. Scegli. Ah, medio. Dito medio. Medio Dito che medio. Ah, cos'è? dito medio. Baciare. Casualmente ha scelto baciare. Allora, come punizione, cara, dovrai baciare il mendicante col cane che sta fuori dall'entrata del Cittafiera. No! Questa mi dispiace, ma sarà la tua punizione. Queste sono le punizioni oggigiorno. Quindi ragazzi. qualunque Perché cosa lei pensate? Cioè, qualunque cosa lei farà, anche se dovesse rubare la Gioconda, lei subirà questa Questo punizione. sarà la sua punizione, pubblicata già. Gli archivi sono fatti, ragazzi. È un altro, Popotto. Vabbè, voglio vedere facciamo Popotto. Popotto che è qua vicino. Questo. Che cos'è? L'ultimo l'anulare. naturale. La Anulare. lettera. La lettera, la Non è lettera. una lettera d'amore, No? ma bensì potrai comunicare unicamente come se tu fossi Stephen Hawking. Cioè, Solo computer. che al posto del computer potrai usare solamente il computerino Clementoni per i bambini. No! Tutta la vita. Questa è la tua punizione vitale. Tutta la vita Cioè, dovrai fare se questa lui prende cosa. una multa per parcheggio che non paga il A ticket. vita a comunicare col computer Clementoni, hai capito? Sono delle punizioni basate sul Vabbè, numero. per fortuna questo- che non ha tutte le dita poi. L'ultimo. Abbiamo l'ultimo? Chi vogliamo fare? Chi rimane? Allora, Alessio e cioè, Kevin, uno dei Alessio due. e Kevin. Manca. Ma loro sono dei bravi ragazzi. No, lui no. Lui no. Come può permettersi, guardandoli solo in faccia, di dire che... Scelto dire. Sì. Ha scelto di Perché era l'unico disponibile ormai. Sì. Le punizioni. E che Io cosa? Siamo in 6 miliardi nel mondo, ma queste sono le 4 punizioni. Non è che possiamo. Allora, mio caro, guarda, ti sei beccato. Tu verrai messo in un cilindro di vetro Sì. in fondo al lago di Bolsena. Tutti lì sono. E lì dovrai ripetere 100 volte: ho un serpente nello stivale. Come Toy Story adesso. Attenzione! Ah, non basta questo? Perché il cilindro sarà sottovuoto. Ma non è- io penso sia impossibile mettere una persona sottovuoto. Pisapia. Mai dire mai. La scienza non ha confini, signori. Allora. Allora, io ringrazio il nostro commissario. Ma Vole- scusi, ho una curiosità. Vai con la curiosità. Ma lei, prima di chiudere, signor Pisapia, lei con questo accento, lei da dov'è? Di Cividale. Lei di Cividale guarda e parla così? Eh beh sì, alle forze dell'ordine ci fanno il corso per parare meridionale comunque. Signori, credo che con questo possiamo passare Sì, sì, alla sì. pubblicità, ma non cambiate per nessun motivo emittente radiofonica, non andate a guardare la televisione, non cenate neppure perché tra poco torneremo in onda con la nostra Udine Jazz Collective. A tra poco, Chiastrons Live show.